Tanto tonò che piove, Luca Bianchi non è più assessore regionale, ha deciso di lasciare. Il titolare della delega all'economia le dimissioni le ha annunciate in tarda mattinata nel corso di una conferenza stampa. Alla base della scelta l'amarezza e la delusione provate ieri sera a Sala d'Ercole, quando il Parlamento siciliano ha bocciato il disegno di legge sui pagamenti della pubblica amministrazione. Il Partito Democratico ha commesso dei grossi errori, ha osservato l'ormai ex assessore, tralasciare un fatto importante come la norma sui pagamenti per le legittime rivendicazioni di rimpasto è un grosso errore. Ringrazio il Presidente della Regione e tutti gli assessori che componevano una squadra che non portava interessi propri, ha poi precisato Bianchi. Ringrazio anche i deputati e i componenti della maggioranza all'ARS, soprattutto i capigruppo con i quali abbiamo lavorato bene e che non mi hanno fatto mancare l'appoggio, mentre il mio partito mi ha sostenuto in maniera intermittente. Questo è un momento doloroso per me, ma spero che possa rilanciare l'azione di questo governo. Io mi fermo qui, torno a fare il mio lavoro, ha concluso Luca Bianchi, la cui esperienza nella giunta Crocetta era data per conclusa qualche settimana fa, quando i rumors davano per certa la sua nomina a sottosegretario nel governo Renzi.